Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, 2 anni fa avevo realizzato questo video nel canale, chi già c'era se lo ricorderà. Era un video in cui andavamo a realizzare un menu drop down a comparsa con una transition HTML CSS semplicissimo in over, ok? E poi alla fine del video c'era una sfida in cui chiedevo a voi di mandarmi i vostri esercizi in cui andavate a crearmi da soli il secondo drop down, ok? Quindi il terzo menu in ordine di numerazione dei menu che avevamo presenti, ok? Oggi voglio fare di nuovo un esercizio similare a questo, dove però andiamo ad aggiungere, invece dell'effetto over per l'apparizione, facciamo il click con JavaScript e andiamo a vedere anche come trasformare questo in mobile, ok? Quindi facciamo un drop down mobile responsive con JavaScript, ok? Poi rimanete fino alla fine, perché alla fine voglio lanciarvi un'altra sfida, ok? Anche questo è una specie di piccolo contest senza premi, ok? Dove vi chiederò di provare a realizzare qualcosa e mandarmela come abbiamo fatto 2 anni fa, che vi eravate divertiti un sacco e ne avevo ricevuti un sacco di esercizi. Giuro che questa volta però mostro poi il risultato, perché l'altra volta poi alla fine il video con il risultato effettivamente non l'ho mai fatto. Allora, prima di iniziare però iscrivetevi al canale se avete piacere e andiamo direttamente all'attacco di questo nuovo video, ok? Sigla! Bene, allora per questo esercizio mi sono preparato una index HTML come al solito, una strutturina, abbiamo una cartella JS con dentro un file main.js attualmente vuoto, una cartella immagini con un logo finto, è la favicon, ok? E una cartella CSS con un foglio di stile. Nel foglio di stile abbiamo qualche asset solito, quindi selettore universale, box sizing, border box, margin 0, padding 0, ho usato il popping come famiglia, background color, facciamo una roba dark, che ormai sapete che mi piace, un contenitore dall'80% margin 0 autocentrato e un breakpoint per andare poi a settare quella che è la visualizzazione mobile della struttura. Ok, tutto sotto controllo. Quindi la prima cosa che andrei a fare, tra parentesi, andiamo a richiamare lo script del main.js, quindi facciamo source cartella js slash file, che palle con lo scritto, file main.js e siamo a posto, lo andiamo a richiamare e a includere. Ok, allora strutturina, andiamo, body, allora creiamo un header, madonna sono scomodissimo stamattina, e andiamo a fare un contenitore.content, usiamo il contenitore quello che è già presente nel foglio di stile, però andrei ad aggiungere anche una classe flex, che poi lo facciamo flessibile per gestire i contenuti al suo interno, ok? Quindi poi andiamo a fare un marcatore A, che ovviamente mi include l'immagine del logo, che si trova nella cartella img e si chiama logo, lo forziamo anche un attimo, facciamo un width 140 tipo, ok, andiamo a vedere, ricarichiamo, ecco qua il nostro logo bello forzato, di qua mettiamo il menu, ok, allora il menu lo andiamo ad inserire dentro un marcatore nav a cui andiamo ad assegnare però una classe, lo chiamiamo class nav. Le classi, i vari id che vedrete che mettiamo ci servono inevitabilmente per JavaScript e utilizziamo anche i nomi di WordPress, così siamo sempre sul pezzo in entrambi i casi. Punto menu, la nostra UL, ok, facciamo una LI con un marcatore A e andiamo a scrivere home, poi ci duplichiamo questa qualche volta, facciamo 2 3 4 5 voci menu, 2 3 4 5, ok, allora qui scriviamo about us, qui scriviamo pages, qui mettiamo blog e qui mettiamo contact. Ok, su page non sto qui a mettere iconcine varie, puttanate varie, andiamo a mettere un più, ok, così che si capisca che quella è la sezione dove creeremo il drop down, ok, intanto si mette qui come è giusto che sia, e alla voce della lista che mi contiene quella ovviamente andiamo ad inserire un id, anche qui in puro stile WordPress lui mette gli id, andiamo menu item e questo scriviamo 1, è il nostro menu item 1, ok, e lo mettiamo lì. Poi andremo a creare ovviamente il sottomenu. Ok, adesso andiamo a creare un div navbar
e anche a questo possiamo andare ad inserire un id per JavaScript e lo chiamiamo, a parte che potrei farlo anche con la classe effettivamente, però intanto dai, facciamo le cose come piace a JavaScript. No, scusate, Taggle si scrive così, ok, nave di Taggle, e all'interno facciamo due span che chiameremo icon bar come al solito per 2 e andiamo a crearci il nostro simpaticissimo burger button, che vedo che molti caricano con icona eccetera eccetera, alla fine a me continua a piacere farlo con 2 righe di CSS alla fine, che ci vuole tanto. Quindi fino a qua ce l'abbiamo, ok. Allora qui non cambia ovviamente niente e siamo a posto. Ok, allora andiamo adesso a creare il menu, quindi andiamo a dare una forma a questo menu. Ok, allora iniziamo con la prima parte di struttura, quindi partiamo da qua, abbiamo il contenitore. Allora richiamiamo il nostro header e gli diamo del padding, facciamo un padding 10 pixel sopra sotto, 0 destra sinistra e siamo a posto. Dopodiché andiamo a definire il contenitore flessibile, quindi che è il nostro content flex. A flex gli diciamo di essere un display flex, ovviamente gli diamo un justify content space between e andiamo a dargli un justify, cioè un align items con valore center. Ok, quindi già fatto così dovremo cominciare a vedere qualche risultato. I nostri elementi non fanno un cacchio. Perché non fanno un cacchio? No, perché sono scemo io che ho messo tutto fuori, giustamente. Allora no, tutto questo va messo qui e va tutto dentro il contenitore, giustamente, figlio diretto, ma poi non so neanche perché sono andato a capo lì. Ok, allora così facendo abbiamo i nostri elementi che si vanno a piazzare esattamente dove ci serve. Perché si sono messi qui e non di qua? Beh, perché di qua abbiamo un altro div, anche se all'interno non c'è niente di formattato, c'è comunque il div, quello per il burger button. Ok, quindi anche quello poi è da sistemare inevitabilmente. Allora torniamo nel foglio di stile, cominciamo a formattare il nostro bel menu. Punto menu, gli diciamo list style typo, list style none. Ok, togliamo i pallini, anche questo lo mettiamo in display flex, che così gli elementi si vanno ad allineare. Ok, e ce l'abbiamo di nuovo. E poi adesso possiamo dare un po' di formattazione a quella che è la nostra strutturina con calma calma calma. Allora vediamo un po'. Andiamo di qua e ci prendiamo il punto menu LI e gli andiamo a dare un position relative, perché abbiamo bisogno di ancorare poi quelli che saranno gli absolute, che sono i drop down all'interno. Se non sapete cosa sono i position, ci ho fatto una lezione, un video non tanto tempo fa, che li spiega in pochissimi minuti, anche se qualcuno mi ha detto che non si capiva un cazzo, ma vabbè, non è il mio problema. Punto menu A, ok, e andiamo a fare quindi decorazione del testo, via. Facciamo un padding di 20 pixel sui 4 lati, quindi creiamo una sorta di pulsantino, diamo un colore bianco agli elementi, ai testi, ok, poi facciamo la transizione ovviamente di 3 decimi di secondo e naturalmente dobbiamo trasformare tutto in display block, perché il marcatore A è un marcatore linea, altrimenti non mi prende le misure. Quindi già facendo così dovremo avere, eccolo qui, vedete il nostro bel pulsantino, vedete che c'è il pulsante ed è tutto in ordine e si capisce benissimo che qua ovviamente succederà qualcosa. Adesso scendiamo ancora e andiamo a sistemare l'over. Allora vediamo, menu A, 2 punti, over, e andiamo a mettere il colore che ci può servire. Qua ultimamente ormai si lavora solamente con le variabili CSS, ma per questa situazione nello specifico non è un grosso problema. 00 avevo deciso AC B1, una specie di verdino se non ricordo male, che avevo scelto per questo esercizio. Vediamo, sì, eccolo qui. Ok, perfetto, non mi chiedete perché ho scelto un verdino, non ne ho la più pallida idea, e fin qua ce l'abbiamo. Adesso andiamo a formattare velocemente il nostro navbar, ok, così poi siamo a cavallo. Allora, e poi lo andiamo anche a nascondere ovviamente il navbar, quindi al punto navbar che abbiamo lì sull'angolino gli andiamo a dare il cursor pointer, che così lo possiamo vedere cliccabile, e poi gli andiamo a definire non il display none, lo facciamo dopo,
Intanto ce lo andiamo a creare, poi lo andiamo a nascondere, così tutti gli elementi tornano meravigliosamente al loro posto. Per quanto riguarda invece le icon bar, andiamo a fare 22 pixel di larghezza, facciamo 2 pixel di altezza come al solito. Vabbè, ormai sono sempre le stesse cose, chi di voi mi segue in tanti video sa che grosso modo seguo sempre gli stessi standard finché non mi stanco, che diventa tutto molto più facile anche per fare velocemente i video. Gli span sono marcatori in linea, quindi li trasformiamo in marcatori di blocco e dovremmo avere le nostre due belle barrettine centrate anche quelle, eccole qua, col cursore sopra, e pace all'anima. Molto 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 bene. Allora, adesso però le andiamo a nascondere, quindi facciamo un display none, ok, le andiamo a nascondere e il nostro menu si piazza meravigliosamente dall'altra parte. Ok, e fine del problema fino a qua. Ok, perfetto. Allora, torniamo di qua. E adesso andiamo a costruire il drop down, il menu a comparsa. Come si crea un menu a comparsa? L'abbiamo visto 1 miliardo di volte. Devo andare a creare dentro la lista, che in questo caso è quella a cui ho dato l'id, che deve contenere il menu a comparsa, gli devo creare un'altra seconda lista. Ok? Quindi vado qui dove finisce il marcatore A, ma prima della chiusura della lista vado a capo e mi preparo a scrivere la nostra nuova lista. Questa qui la chiamo submenu, come fa WordPress, e qui dentro possiamo andare a creare ovviamente degli altri link. Adesso faccio una LI, ci metto un marcatore A e poi qua possiamo andare a scrivere, che ne so, page 1, e poi la copio 2 volte e facciamo 2-3 vocine, ok? 2-3, pagina 2 e pagina 3 e siamo a posto. Qua verrà fuori un po' di casotto, ovviamente, eccole qui, beh, neanche più di tanto, dai, alla fine. Ovviamente, essendo il contenitore flessibile, vedete che questo qua si è adattato, come l'interlinea va di pari passo con la line center. Allora, la line item center, fantastico. Allora, adesso andiamo ovviamente a formattare. Gli facciamo una formattazione completamente diversa, come è giusto che sia, rispetto al menu principale. Quindi, nel foglio di stile, andiamo a richiamare, lo possiamo fare anche qui, ok, richiamiamo punto sub trattino menu e gli andiamo a dire, allora facciamo una larghezza di 200 pixel, ok, un background color lo facciamo bianco e submenu, ok, poi togliamo via ovviamente i pallini dalla lista il none, stiamo formattando la lista, ragazzi, la mettiamo ovviamente in position absolute, per così si va ad ancorare al nostro relative e si caccia esattamente nella posizione che vogliamo. Poi facciamo un top, la spostiamo di 60 pixel left 0, così va nella posizione staccata da sopra di 60 e azzerata a 0, quindi posizionata con il relative, quindi ai 20 pixel di padding che abbiamo dato prima al marcatore A, per capirci. Facciamo uno z index a 99.999, la speriamo alta come al solito, vediamo cosa esce. Allora, ok, perfetto, molto bene, vedete qua ci sono già i nostri bei link. Poi andiamo a definire un display none, no, la arrotondiamo un attimo, facciamo un border radius, facciamo un 6 pixel tipo, arrotondiamo un po' gli angoli e poi naturalmente bisogna un attimino formattare le strutture qua dentro perché non si vede un cacchio. Allora, punto sub menu li e andiamo a dirgli di essere larghe il 100%, anche se comunque è già così ovviamente, e poi facciamo un border bottom, vediamo se più bb border bottom, sì, un pixel solido e facciamo un bianchetto tipo fff, così stacchiamo un po' le voci, vedete si è creato questo, però il bordo me lo mette anche lì, quindi per eliminare quello possiamo dirgli di fare un sub menu li due punti last child e gli diciamo border bottom qui none, quindi l'ultimo elemento della lista no, quello se ne va, ok, perfetto. E poi facciamo i link, ok, quindi submenu che sta ereditando il colore di sopra A, li facciamo di colore scuro, color facciamo 333 tipo, ok, eccoli qua, e poi l'over lo possiamo lasciare tranquillamente verde come quello di prima, che se ne frega. Cosa dobbiamo fare? Aggiungiamo una classe che chiameremo show, che è quella che useremo per aprire il menu. Allora a questa classe show gli diamo semplicemente display block, ok, perfetto, ottimo, e fin qua ce l'abbiamo, ok, non c'è molto altro che dobbiamo fare al momento.
Allora, questo qui è a posto, perfetto. Allora, sì, c'è una cosa che dobbiamo fare, ovviamente. Dobbiamo tornare su qui dove abbiamo fatto submenu e nasconderlo di display nano. I suggerimenti di VS Code vanno a Dio proprio, ne becco una, o se io scrivo troppo veloce o la batteria della tastiera scarica. Chi può dirlo? Yeah. Ok, molto bene. Benissimo, allora, sì, siamo a posto. Allora, adesso dobbiamo semplicemente passare alla versione mobile della faccenda, quindi andiamo a sistemare il mobile di tutta la baracca. Allora, vediamo un po'. Navbar deve apparire mentre dobbiamo modificare completamente nav. Ok, allora siamo qua, andiamo. Quindi la prima cosa che andiamo a fare è a far riportare Navbar alla sua situazione iniziale. Lo possiamo fare o dandogli display block oppure possiamo dargli display iniziale, questo qua, che lo riporta al default, che comunque sarebbe display block, quindi senza nessun problema, uno o l'altro è la stessa cosa. E quindi poi il nav invece lo dobbiamo andare a modificare. Allora, per modificare il nav gli facciamo che width 80%, gli diciamo di essere il nav, poi gli diciamo di avere un'altezza al 100%, mi copro tutto lo spazio. Per fargliela prendere lo mettiamo inevitabilmente in position fixed perché ci serve così, facciamo top 0 e poi facciamo intanto left 0 così vediamo cosa esce, e z index 99.999, ok, gli diamo un background color e gli diamo un colore nero, molto bene, e poi facciamo una transizione per l'apertura, gli diciamo all a tutto, is facciamo 0.3 decimi di secondo, che va bene, molto bene, ok, e poi facciamo una classe che chiameremo wide, che portiamo a left 0, che al momento non è applicata perché questo adesso andiamo a vedere come esce ovviamente, però poi lo dobbiamo andare a riportare inevitabilmente dove stava, quindi lo facciamo uscire con la transizione e lo facciamo rientrare, anzi con il left più che con la transizione. Ok, andiamo a vedere. Allora, ricarico la pagina, passo un attimino in mobile, non da sta parte, non mi piace, lo mettiamo di qua, dove sei? Allora, e lo portiamo in mobile. Ok, vedete è aperto, qui c'è il bottone, quindi direi fin qua tutto assolutamente bene. Allora lo spostiamo, non ancora perché prima lo voglio andare a finire di formattare. Ok, allora adesso ci andiamo a mettere, quindi gli elementi li dobbiamo mettere uno sotto l'altro, vedete che sono ancora tutti affiancati così, quindi andiamo a dirgli punto menu che avevamo messo prima in flex, gli diciamo flex direction, direction column perché di default sono in riga, e poi diamo un po' di padding così si staccano, facciamo un padding di 70 pixel 0, padding sempre interno perché abbiamo il box sizing di default su tutto e dovrebbero spostarsi in questa maniera. Ok, molto molto bene. Sistemiamo un po' il drop down che però al momento ancora non lo vediamo, lo dobbiamo sistemare dopo, vediamo un po' quando si apre. Allora sicuramente verrà fuori un po' di casino, però li facciamo super easy, ok, li facciamo semplici. Anche perché sono di colore scuro. Ok, allora facciamo la formattazione del drop down, dai. Anche se non lo vediamo poi lo faccio apparire, ma lo guardo qui sugli appunti che mi ero preso per l'esercizio, quindi lo sistemiamo già così poi ci rimane che fa JavaScript. Allora 100% per fare occupare alla lista tutto lo spazio disponibile in larghezza. La lista diventa un position relative. Voi direte perché diventa un position relative? Perché dall'altra parte è un position absolute, quindi non voglio che prenda quella spaziatura lì, la porto in una posizione normale. Top 0, forse questo passaggio qua effettivamente è un po' superfluo, ma per quanto mi riguarda facciamolo, non ci cambia niente. Le liste erano bianche, le riportiamo di colore nero, molto bene. Allora poi abbiamo il sub menu li da risistemare, quindi togliamo tutti i bordi, border bottom facciamo none, che non li voglio, voglio che sia semplicemente nera come lo spazio, e le rientriamo un attimino le liste, facciamo un margin left di 10 pixel tipo, le rientriamo un po' bene. E poi sempre sub menu andiamo a cambiare il colore del marcatore A del link e lo facciamo bianco perché sennò giustamente non si vede.
Allora tiriamo su qua e siamo a posto. Adesso naturalmente non vedo nulla, però siamo dentro il breakpoint, quindi dovremmo anche esserci. Qui non dovrebbe cambiare assolutamente niente. L'unica cosa che dobbiamo fare ovviamente è andare a portare la nostra left qui a meno 100%, quindi andiamo a spostare completamente questo blocco, ok, in esterna in maniera che non si veda, e abbiamo risolto il nostro problema della visualizzazione. Il menu scompare perché si trova da un'altra parte, ok? Allora, come prima cosa, quindi che adesso andiamo a fare, andiamo a sistemare il JavaScript. Voi ben sapete che io non sono bravo in JavaScript, ok? Quindi tutto quello che vedete l'ho messo insieme copiando dei tutorial, giustamente, perché JavaScript proprio mi è un po' ostile, devo dire la verità. Ovviamente fino alle cose che stiamo facendo qua ci arrivo, ok? Cose più complesse invece non sono molto skillato in questo programma, colpa di altri linguaggi che uso come PHP e MySQL, per cui non mi sono mai appassionato più di tanto a JavaScript, anche se mi piacerebbe, e soprattutto colpa di jQuery che utilizzo da molti anni, essendo già integrato in WordPress, che mi fa scrivere le cose in maniera completamente diversa e mi aggancio a plugin e librerie, quindi questa forse è anche un po' di pigrizia. Allora facciamo il primo script e andiamo ad aprire il menu laterale, che è la prima cosa che ci serve. Laterale, allora JavaScript const, allora facciamo una prima costante che chiamiamo showMenu. La costante che cos'è? È una variabile che non può essere sovrascritta. Se non sapete queste cose, se non sapete un minimo di programmazione, è praticamente impossibile che capiate quello che ho detto, ma ok, va benissimo. Allora, document, vado a selezionare attraverso una query un selettore all'interno del mio documento, ok, quindi della pagina HTML. Mi prendo il punto navbar, il navbar che è il mio menu, ovviamente burger button, ok, e riverso questa dinamica in una costante. Ne faccio un'altra che chiamiamo semplicemente nav, ok, e vado a farmi di nuovo un document e faccio un query selector e vado a selezionarmi stavolta il punto nav, che è la classe che ho dato al nav class nav, se non ricordo male. Credo di sì, ecco qua, nav class nav, perché è tutto il nav ovviamente che scompare, che stiamo richiamando e che deve riapparire quando clicco. Perfetto. Allora a questo punto posso andare a scrivere show menu, gli dico punto on click. Credo sia ancora valida questa modalità di scrivere, ne ho visto anche un'altra dove c'è il click dentro le strutture, ma insomma me lo direte voi nei commenti se è ancora valida questa scrittura. Ok, questa dicitura, ok, qui vado ad aprire la graffa, ok, quindi showMenu.onClick uguale, questa è la scrittura per andare ad eseguire l'on click. Qui dentro devo dirgli cosa fare, qui posso chiudere punto e virgola, anche se non so se in JavaScript è necessario, e gli diciamo che nav, quando clicco praticamente showMenu, quindi quando clicco navbar, class list punto toggle vuol dire alla prima volta se non c'è applica, la seconda volta se c'è invece togli, quindi una sorta di interruttore. Toggle, aggiungi la classe che abbiamo chiamato punto wide. Siccome class list non ha bisogno che gli dico che è una classe, semplicemente gli passo, non ha bisogno che gli metto il punto davanti come ho fatto qui, perché non stavo selezionando una classe ma qui sto aggiungendo e togliendo una classe. Quindi già fatto così il principio dovrebbe essere semplicissimo. Vuol dire che questo è navbar, quando clicchi in navbar alla classe del menu applica la classe wide che abbiamo creato prima. Vedete, se io adesso passo in ispezione elemento e lo portiamo già in mobile, vedete qui abbiamo la nostra strutturina dove dentro c'è il nav, vedete class nav. Quando clicco questo, a class nav viene aggiunta la class wide, che è questa qui, che lo porta all'F0, quindi da dove si trova lo fa brillantemente rientrare. Alla fine, se ci pensate, è proprio una cazzata, ok? Quindi niente di particolarmente complesso. Molto bene, adesso cosa che dobbiamo fare? Dobbiamo aggiungere invece qui a codice, vedete c'è la UL che contiene il submenu qua, ok, alla submenu ci dobbiamo aggiungere la classe show che ce lo mostra, perché submenu è in display none, dobbiamo portarlo in display block. Allora, per fare questo, grosso modo, come avete già visto dallo script di prima, cioè non è che dobbiamo fare chissà che altri numeri, è praticamente la stessa cosa. Quindi apro al click i singoli drop down, diciamo singoli, ma per il momento ne abbiamo solamente uno. Drop down, ho scritto giusto? Ok, allora facciamo di nuovo una costante, la chiamiamo drop button, ok,
uguale document, andiamo a fare una query selector, benissimo, ci andiamo a selezionare l'id che vogliamo che subisca il click, che si chiama menu item 1. Cos'è menu item 1? È la nostra LI, gli abbiamo dato un nome prima, vi ricordate? Quindi io devo cliccare su questa voce della lista, che è quella dove praticamente clicco in pages, per capirci, ok? Benissimo, allora andiamo a prendere quella selezione. Poi, con lo stesso principio di prima, vado a dirgli, facciamo una costante submenu e gli dico uguale document query selector e gli vado a pigliare che cosa? Questa volta prendiamo punto submenu, quindi la nostra lista elenco interna, ok, quella del drop down che si trova adesso in display none, quindi invisibile, e qua gli diciamo drop button punto on click, come abbiamo fatto sopra, né più né meno, uguale, apro le tonde, doppia tonda, uguale maggiore, aperta graffa, mando a campo, punto e virgola, chiudo e qui vado ad eseguire l'azione. Gli dico guarda, quando clicchi quello, stesso principio di prima, ripeto, su submenu class list gli vai ad aggiungere la classe in toggle, quindi che si apre e si chiuda, che si applichi e si tolga, è un add class remove class praticamente il toggle, per chi di voi non lo sa, e andiamo ad aggiungere la classe show. La classe show è quella che abbiamo messo nel foglio di stile sopra, che porta tutto in display block, ok? Quindi una volta fatto questo passaggio dovremo aver risolto velocemente la faccenda. Vedete, io adesso vado qua e qui mi si è applicata, come abbiamo visto prima, la classettina che, dove cazzo sei? Wide, ok? Adesso qui abbiamo la voce della lista che non è qua ma è qua, che è quella dove c'è il drop down. Vedete, UL class submenu, qui c'è il drop down. Se ho fatto tutto giusto cliccando qui, tac, viene applicata la classe show che mi mostra l'ometto, vedete? Tic tac tic. Molto bene, allora se poi vado qua a chiudere e passiamo di nuovo in modalità desktop è la stessa identica cosa perché è già fatta. Eccola qua, tac 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 tac, ok? Perfetto, molto bene ragazzi, allora questo è tutto per quanto riguarda il tutorial. Magari ho sputato sulla tastiera. Andiamo alla sfida, ok, che vi dicevo all'inizio. Allora, cosa voglio facciate a casa questa volta e mi mandate l'esercizio? Allora, mi mandate a info@simone.baldassin.com un file zip con questo esercizio fatto, ma in più mi aggiungete una nuova voce drop down, andiamo a prendere, che ne so, sotto blog andiamo ad inserire, adesso lo faccio velocemente, ok, una nuova lista elenco, quindi ne abbiamo ovviamente due, ok, su blog metto più, quando vado di qua ho due voci di lista, vedete, quindi qui dovrebbe apparire la seconda voce. Se clicco qui ovviamente si apre, se clicco qui non succede assolutamente niente. Perché non succede assolutamente niente? Beh, è ovvio, perché non abbiamo lo script per aprire anche quella. Voi giustamente mi direte, vabbè, allora prendo questo, vado a cambiare ovviamente le voci, faccio menu item 2, lo riscrivo tutto e lo faccio aprire. No, perché se no, fatto così, ogni volta che uno mi aggiunge il drop down devo rifare da capo. Quindi voglio che voi espertoni di JavaScript mi create uno scriptettino, ok, che mi permetta con un'unica funzione di aprirli tutti indipendentemente da dove si trovano, ok? Quindi c'è da andare a potenziare questa piccola funzione. Naturalmente di qua vado a eliminare, qui devo aggiungere un altro id ovviamente, mettiamo menu item 2, ok, e avanti col Cristo come fa WordPress. Allora, ripeto, quello che dovete fare è crearmi questo menu tutto seguendo il tutorial, aggiungendo poi alla fine un drop down anche per questa voce, ok, blog, qui poi potete cambiare le scritte, e voglio che mi create al posto di questo script uno script che mi permetta al click di questo di aprire questo e al click di questo di aprire quell'altro, ovviamente, ma uno script che universalmente sia gestibile, perché se poi voglio creare un terzo drop down su About Us non devo tornare a mettere mano allo script, ma basta che clicco qui e funziona, perché l'abbiamo settato in maniera utile alla causa. Mi mandate tutto a info@simonebaldasin.com in formato zip. Non appena avrò ricevuto alcuni dei vostri esercizi, che il vincitore, tra virgolette, quindi è quello che avrà risolto brillantemente questa cosa, ma penso che molti di voi siano in grado di farlo, farò un video dove andiamo a completare l'esercizio e naturalmente mostrerò gli esercizi di chi me li ha mandati. Ok? Basta, è tutto ragazzi. Io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buonissima giornata. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, see you!
next time, guys.